Buonasera, buonasera gentili ascoltatrici e ascoltatori e benvenuti al Pala Ferrarin, casa del Veneta Lab Hockey Breganze che ospiterà l'incontro con l'Hockey Trissino. Squadre sono già in campo, adesso è entrata proprio in questo momento la squadra di casa in un Pala Ferrarin luccicante dopo il rimessaggio voluto dal presidente Volpe. Siamo collegati sul canale YouTube di Fisher TV per trasmettere gara 4 di campionato nazionale Serie A2 Girone A. Grazie al contributo tecnico del signor Maria Monteanu e con il commento del sottoscritto Modesto auguro a tutti voi una buona visione. Possiamo passare a delineare le squadre dare proprio le due formazioni. Vediamo l'Hockey Trissino con numero 1 Rubega Alessandro, col numero 2 Fortuna Luca, numero 3 Tognetti Andrea, numero 4 Carpinelli Nicolas, col numero 5 Tognetti Francesco, poi abbiamo con il 6 Lanaro Edoardo, col numero 7 Simone Ceretta, col numero 99 Gioele Lazzari, col numero 11 Edoardo Boscaro e col numero 10 Flaminio Rei. Allenatore il signor Denis Boscaro. Breganze Veneta Lab scende in campo, in pista con questa formazione: numero 10 Marco Todeschini, poi Antonio Tagliapietra numero 13, Tommaso Battaglin numero 28, Tommaso Volpe 87, Pietro Agostini numero 5, Facundo Posito numero 14, col numero 53 il capitano Dal Santo Stefano, col numero 88 Cristian Costenaro, con il 27 Giovanni Tagliapietra, con il 25 Giuseppe Tagliapietra, allenatore il signor Gabriele Tiella. Ecco, queste le due formazioni. Direttore dell'incontro il signor Alessandro Canonico, che è proprio al centro della pista, lo vedete, e che verrà coadiuvato al tavolo dal collega Nicolò Pavan. Vediamo adesso, non basta altro che vedere i due quintetti di partenza che vedono schierato, vediamo il Trissino, già il Breganze è delineato in pista, vediamo col numero 25 Giuseppe Tagliapietra, con il 53 Stefano Dal Santo il capitano, col numero 88 Cristian Costenaro, poi abbiamo Pietro Agostini e col numero 27, se non vado errato, Giovanni Tagliapietra. Questa formazione la formazione di casa del Veneta Lab. Invece il Trissino in porta Flaminio Rei, poi abbiamo con il numero 5 Tognetti Francesco, poi abbiamo qui sotto di noi Lanaro Giovanni. Gli ultimi due, uno è il capitano che non è stato segnalato qui sul bordo, sul foglietto che mi hanno consegnato. Tocca adesso il capitano, lo vediamo con il numero 9 che è Lazzari Gioele. Infine che sta toccando palla adesso, che è già partita la partita, con il numero 2 abbiamo Fortuna Luca. Quindi il signor Alessandro Canonico ha dato il via alla gara. Attenzione, perché Lazzari si riesce a arrivare davanti a tu per tu con Giuseppe Tagliapietra, che gli chiude però lo spazio. Rilancia adesso il Breganze, prima azione. Partita importantissima per stabilire la capolista del girone A del campionato nazionale Serie A2, che vede al momento proprio il Breganze in testa, pari merito col Correggio. Quindi qualsiasi sarà il risultato verrà senz'altro cambiata la classifica. Il Breganze che 7 punti capolista, pari merito con il Correggio, che se la deve vedere questa sera con l'Hockey Tiene.
ed poi abbiamo il Trissino a 6 punti, la squadra giovanissima del signor Dennis Boscaro, che è partita veramente bene nel campionato, con 2 vittorie si trova terza a 6 punti, ma ad un solo punto di distanza dalle due diciamo prime in classifica, Breganze e Correggio. Quindi importante e decisiva questa gara. Vediamo, entriamo adesso nel commento, vediamo il Breganze in attacco. È Pietro Agostini con Giovanni Tagliapietra, chiude però la difesa, rilancia, vediamo 3 contro 2 che sfuma per un attimo il passaggio di Lazzari. Allora contro ribattuta del Breganze, non riesce a tirare se non passando a Costenaro dal Santo, e quindi riesce Flaminio Rei a parare. Adesso riparte il Trissino, chiude molto bene su Tognetti dal Santo. Pietro Agostini al tiro sfiora il montante sinistro. Ancora possesso però della squadra di casa, che imposta con Costenaro che scende sulla destra. Lazzari tenta di smuovere il corpulento giocatore di casa, ma non ci riesce, neanche lo sente. E sì che anche il capitano del Trissino non ha un fisico da buttar via, anzi. Ripartenza del Breganze affidata a Costenaro, tocco per Agostini, viene giù dal Santo, gira dietro la porta, commette fallo Lazzari, deve chiudere il Trissino. Partenza molto importanti questi minuti iniziali per stabilire un po' anche l'impatto sulla gara. Vediamo che ha già preso possesso della pallina il Breganze, imposta con Costenaro per Agostini, recupera il Trissino con Lazzari, dà a Lanaro si scaglia in avanti, affida a Fortuna la palla, Fortuna per Tognetti, Francesco alza la schiacciata, non va a buon fine, attenzione Giovanni Tagliapietra, tutto da solo, va alla conclusione, para Flaminio Rei, tiro un po' troppo centrale, diciamo proprio sui gambali del portiere del Trissino. Non c'è però un attimo di tregua, commesso fallo adesso dal Breganze, quindi palla in attacco per il Trissino, se ne occupa Lanaro, Edoardo con Tognetti Francesco, sono loro che stanno muovendo pallina. Adesso a Lazzari, chiude dal Santo, tocca per Agostini, quel tanto in ritardo che consente a Tognetti di ripiegare, chiudere, agguantare sfera, rilanciare per il Trissino, però stoppa tutto Giovanni Tagliapietra, tocca per Dal Santo, colpo subito, immediato, subitaneo, però la pallina esce di pochissimo sul montante destro di Flaminio Rei. Insiste il Breganze in attacco dietro porta con Giovanni Tagliapietra, scarica all'indietro, adesso ripartenza dalla metà pista, tiro di Agostini stoppato da Lanaro. Tenta Cristian Costenaro, una staffilata incredibile, Flaminio Rei riesce appena con il casco a deviare, bella la parata, ottimo il gesto dell'attaccante e anche la replica del portiere. Ancora il Breganze in attacco, deve difendersi il Trissino in queste battute iniziali, come vedete sono trascorsi appena quasi 5 minuti, 4 minuti e mezzo, altra staffilata di Pietro Agostini di poco al lato, ma insiste il Breganze, ancora fallo del capitano del Trissino. Dal Santo si rialza adesso in velocità, non gli consentono neanche di respirare dopo il fallo subito. Passaggio di Pietro Agostini per Giovanni Tagliapietra.
Ancora il Breganze insiste, forcing. Questa volta fallo del numero 5 rossonero. È Lanaro allora che va al tiro, chiuso dal Santo, come sappiamo si piazza sempre in zona centrale, in difesa, praticamente il 50% dei tiri riesce a stopparlo lui. Ancora il numero 9 del Trissino va a fallo, siamo 4 falli per gli ospiti. Attenzione, signor Canonico richiama Costenaro. Non abbiamo visto, stavamo guardando sul tabellone i falli, non abbiamo visto molto bene, comunque gli combina il giallo, il famoso warning dell'anno scorso, questa volta si tramuta in giallo e palla al Trissino. Palla al Trissino, chiede spiegazioni anche mister Tiella. Vediamo un battibecco fra i due, però non si smuove dalla reazione. Attenzione, vediamo Canonico. No, cambia, sì, su indicazione del mister di casa, cambia, la palla era nostra, quindi deve ridarla ai rossoneri del Veneto Lab, che ripartono con Agostini, va al tiro, conclusione, sfonda la rete, Pietro Agostini al quinto minuto di gioco, vedete 19:37 per l'esattezza, e Agostini un tiro proprio centrale, ha visto Flaminio Rei un attimo spiazzato, gli ha infilato la pallina fra le gambe ed è andato a conclusione. Prima rete dell'incontro, sblocca il risultato il numero 5 del Breganze, insiste adesso ancora il Breganze, un doppio assist, Agostini dal Santo per Tagliapietra, non riesce a tirare, bomba adesso di Tognetti, che il Trissino tenta di rialzare la testa. Troppa la pressione messa in pista nei primi minuti da parte dei rossoneri di casa, non ha resistito la terza quarta conclusione, un colpo micidiale, un tiro di Agostini, lo sappiamo, attaccante di razza, grossa qualità, evidentemente ha visto quell'attimo il portiere un attimo in ritardo nella chiusura centrale, ha infilato in mezzo alle gambe un rasoterra micidiale che ha portato il Breganze alla prima rete, quindi conduce per 1-0 sul Trissino. Adesso Dal Santo non ha scaricato proprio al massimo, aveva proprio indirizzato sul montante più lontano, però la pallina è uscita, quindi ripartenza del Trissino. Lazzari non imbecca in maniera corretta Tognetti e quindi manca ancora il possesso. Sono già più di 5 minuti che il Breganze ha messo la pallina sulle stecche con una buona dose di colla, non riesce il Trissino a prendere palla. Vediamo adesso, insiste Fortuna su Costenaro, palla ai rossoneri in attacco, commesso anche il fallo, se non vado errato, aveva alzato la mano, non si muovono, no, evidentemente no, sono ancora 4-2 il conteggio di falli. Adesso Dal Santo per Agostini, tiro para Flaminio Rei, ripartenza del Trissino che vuole ragionare, non vuole lanciarsi subito in attacco, vuole mantenere un pochino il possesso della pallina, cercare di stroncare il possesso del Breganze. Tagliapietra per Costenaro ancora sulla fascia sinistra, gira dietro la porta, chiuso da Lazzari che gli ruba pallina in maniera corretta e riparte con Fortuna. Ancora Lazzari per, attenzione, è entrato, c'è stato un cambio, è entrato con il numero 3 Tognetti Andrea,
quindi 2 Tognetti in campo. Tiro di Lazzari da lontanissimo, stoppa Dal Santo, recupera Costenaro, viene in avanti da solo, rasoterra, tiro doppio, conclusione di Giovanni Tagliapietra. Flaminio Rei riesce a opporsi a entrambi, sia a Costenaro sia al tiro di Tagliapietra, e quindi non subire altri danni. Vediamo doppio cambio fra le fila del Breganze, entra Tommaso Volpe e Facundo Posito, quindi giro notevole al 50% della panchina da parte del mister Tiella, e anche il Trissino con Dennis Boscaro fa cambiare, è entrato come abbiamo detto col numero 3 i Tognetti Andrea, 5 Tognetti Francesco, poi abbiamo Lazzari e poi, se non vado errato, con il numero 11 mi sembra Edoardo Boscaro. È un attimino girato. Questa dovrebbe essere la formazione in porta per il Trissino Flaminio Rei, mentre per il squadra di casa Giuseppe Tagliapietra, neanche a dirlo. Facundo Posito è con Boscaro, si contende la pallina, recupera palla con Dal Santo, adesso è dietro alla porta di Flaminio Rei. Abbiamo detto un possesso di palla notevole da parte dei rossoneri. Adesso Volpe che non passa molto bene, però Dal Santo tentava di servire Volpe, non riesce. L'intervento di Tognetti Francesco spezza il ritmo al Breganze. Ancora Tognetti per Boscaro, Boscaro Lazzari chiuso fra due, recupera Volpe da Pietro Agostini, rasoterra per Posito. Ancora la pallina che rimbalza lì, recupera Posito, non se la sente di tirare, vuole avere un'occasione un po' più chiara. Incespica Dal Santo, recupera Tognetti Francesco, lascia a Boscaro. Lazzari adesso tocca in palla a tutti i giocatori di Trissino. Tognetti Andrea ancora per Lazzari, e ritorna in attacco il Trissino. Appunto, come stavamo dicendo, per spezzare anche il ritmo della gara. Posito va a passare per Agostini, la palla però si ferma sui pattini di Boscaro, che recupera e rilancia per il Trissino. E Andrea Tognetti adesso. Boscaro ancora, il Trissino fa capolino in attacco, chiude però Dal Santo, che dal 14 del Breganze. Pietro Agostini, ancora Posito, Agostini che si trovano, la conclusione violenta però esce a lato della porta di Rei. Insiste il Trissino, insiste quei giocatori. Adesso è i due Tognetti che scambiano palla, cade Volpe, recupera Lazzari, Lazzari attenzione, tiro, deviazione di Agostini che dà a Volpe. Volpe si fionda su Boscaro e commette fallo, però Canonico ben piazzato gli dice: guarda che hai tenuto il polso dell'avversario, quindi niente da fare. Ancora il Trissino che insiste, ci mette una stecca Dal Santo per impedire il passaggio a Tognetti.
attacco, in attacco il Trissino, conclusione di Boscaro, chiude Dal Santo, abbiamo detto un portiere aggiunto, attenzione Volpe, conclusione ben assestata, para Flaminio Rei, aveva intuito che la pallina forse andava sul montante di destra, quindi si è lanciato. Altro cambio per il Breganze, entra col numero 13 Antonio Tagliapietra. Adesso Volpe che viene in avanti, ritorna però su Dal Santo, Posito, tenta di servire Antonio Tagliapietra che mantiene la pallina. Ora Posito per Dal Santo gira dietro porta, non trova un passaggio, tentava di fare filtrare la pallina ma ci si è messo Francesco Tognetti a stoppare la palla. Adesso nuovo entrato è Ceretta Simone col numero 7 del Trissino che porta in avanti la pallina, ancora Tognetti ed è rete di Tognetti Francesco, è rete, è sceso, possiamo rivedere il replay, sì, infatti scende proprio sulla sinistra, forse si lamentano sia della spinta che del fatto che aveva tagliato la lunetta, non abbiamo ben visto, però sta di fatto che ha pareggiato il Trissino con Tognetti Francesco, rete del numero 5 del Trissino, pareggio, quindi quando se n'è andato il primo quarto di gara, adesso alza la palla con gesto pregevole Posito, ma è il Trissino che mantiene il possesso della palla e Tognetti Andrea deve capitolare sull'intervento di Tommaso Volpe che porta avanti in attacco la pallina dietro la porta di Flaminio Rei. Alla fine tentava di servire Dal Santo, la pallina gli arriva nonostante una deviazione della difesa del Trissino. Facundo per Volpe tocca a Boscaro, chiude l'azione, riparte da altra parte il Veneta Lab. Scaduto il tempo, palla al Trissino. 11 minuti scarsi di gioco ancora di questo primo tempo. Come abbiamo detto, il Trissino ha agguantato il pareggio con un'azione individuale di Francesco Tognetti. Adesso tiro di Boscaro, rasoterra micidiale, ben piazzato, Tagliapietra, attenzione, altra conclusione del numero 3 Tognetti Andrea, occasione forse troppo veloce nella conclusione, il tiro non ha impensierito più di tanto Giuseppe Tagliapietra, il portiere del Veneta Lab. 5 secondi se ne sono andati, palla al Trissino in attacco. Tognetti per Ceretta che fa andare la pallina verso Tognetti, Francesco per Andrea che mantiene la palla, la scarica all'indietro, ancora Ceretta, viene sulla parte sinistra, si posiziona al centro, però ben piazzata la difesa del Breganze che recupera palla con Facundo passa per Antonio Tagliapietra, non riesce a controllare la pallina nel modo migliore, ne mantiene il possesso, lotta con Boscaro,
però mantiene il possesso, si dà da fare, è indiavolato il giocatore rossonero. Ancora il 14 del Breganze, l'ultimo tocco non riesce a infilare verso la porta, proprio per un non nulla. Antonio Tagliapietra alza la pallina e la schiaccia raso terra dietro Flaminio Rei, seconda rete, ritorna in vantaggio il Breganze grazie ad una rete di Tagliapietra. Mirabile la esecuzione. Beh, avete visto il gesto tecnico, l'ha alzata un po' in avanti e poi ha schiacciato a rete indirizzando un rasoterra micidiale verso Flaminio Rei che nulla ha potuto. Quindi entra adesso col numero 28 Tommaso Battaglin per il Hockey Breganze. Vediamo la ripartenza del Trissino che però sbaglia Boscaro a appoggiare su Tognetti e recupera Posito. Antonio Tagliapietra combatte con i giocatori del Trissino. Dal Santo si libera, va al tiro, rasoterra, molto ben diciamo indirizzato, però non arriva a Flaminio Rei, quindi consente l'attacco del Trissino. Andrea Tognetti in questo momento serve Ceretta che si accentra per probabilmente andare al tiro, non ha lo spazio giusto, deve ripiegare su Francesco Tognetti, recupera palla il Breganze. Antonio Tagliapietra poteva appoggiare sulla sinistra per Dal Santo, gli ha chiuso lo spazio il difensore del Trissino. Adesso Boscaro, azione anche questa individuale, schiacciava la palla sul rimbalzo, ha tirato di poco sopra la traversa di Tagliapietra. Battaglin si ferma, dà all'indietro. 8 minuti al termine del primo tempo, risultato 2-1 in favore dei padroni di casa. Posito contrastato da Tognetti, Dal Santo per Tagliapietra, che però Ceretta che chiude l'azione. Adesso Boscaro, tiro, Battaglin devia con il pattino, quindi tiro alto che sorvola, proprio va a finire sulla rete di fondo campo. Si ferma addirittura. Palla in attacco al Trissino. Intanto c'è un time out chiamato dal Breganze. Tiella vuol chiarire alcune cose evidentemente. Vediamo se ci saranno dei cambi, se no ci risentiremo fra circa 50 secondi. Vediamo, forse il portiere Tagliapietra vuol chiarire alcune cose con Canonico, probabilmente la rete di Tognetti. Non ci sono cambi, quintetti inalterati. Sette minuti e 34 secondi al termine del primo tempo. Palla in attacco al Trissino. E Ceretta che muove palla per... No, scusate,
viceversa, e Ceretta adesso che tocca la pallina. Recupera il Breganze, azione, Battaglin, è il ritorno di Antonio Tagliapietra un po' troppo avanti, anche tiro alto, quindi difficile da controllare da parte del 28 del Breganze. Già in attacco il Trissino, conclusione di Boscaro, si va a finire sulla balaustra dietro alla porta di Tagliapietra. Viene in avanti Battaglin, insiste con Posito, rete, tiro secco di Posito ed è rete, terza rete al 6 minuti e 45 finale della finale del primo tempo. Ha visto un Flaminio Rei che era rimasto un attimo attardato sulla posizione, l'ha infilato. Conclusione perentoria da parte del numero 14 rossonero, nulla da fare per il portiere, un attimino troppo attardato sulla posizione. Adesso è Ceretta che scarta tutti, anche il portiere non chiama niente e allora molla tutti gli ormeggi il Trissino. Tiro bomba di Boscaro, para Tagliapietra. Ha capito il Trissino, la squadra ospite ha capito che non c'è bisogna ribattere alle reti del Breganze, altrimenti il risultato si allarga, difficile dopo da recuperare. Attenzione, ancora doppio intervento di Tagliapietra sul passaggio di Tognetti, se non vado errato, verso il centro dell'area. Vediamo adesso la reazione del Trissino, vedremo se riuscirà a mettere in pista qualcosa di più di quello che ha fatto fino adesso, che è stata una sola rete. Vediamo Ceretta, tocco all'indietro, scusate, è fortuna per Ceretta. Boscaro adesso in questo momento, sì, c'era stato un cambio, evidentemente Tognetti, Francesco è uscito, è entrato Fortuna col numero 2, adesso c'è Andrea Tognetti, tocca per Fortuna, Boscaro gli dà ancora al numero 3 che va al tiro, fra il braccio di Tagliapietra che devia sul palo. Occasionissima per il Trissino, ben congegnata, tiro da lontanissimo di Boscaro e passa attraverso il traffico, sfiora di pochissimo il montante. Ancora percussioni del Trissino anche da distante, evidentemente il Dennis Boscaro ha dato disposizione di far partire delle cannonate anche da oltre metà pista. E viene su adesso Posito, cade ma non fischia Canonico. Ripartenza del Trissino con Ceretta, tocco per Boscaro, Tognetti sbaglia, in attacco la ripartenza di Battaglin, viene atterrato, signor Canonico piazzatissimo, non se la sente di dare il blu. Fallo di squadra, siamo il conteggio 6 per il Trissino, 3 per, come vedete, 3 per il Breganze. Forse qualcosa in più poteva starci, però il direttore di gara era a neanche un metro, quindi ha valutato il fallo di squadra. Agostini rientrato, cambia molto spesso mister Tiella. Adesso Battaglin da solo va al tiro, riesce Flaminio Rei a deviare oltre la porta. Vediamo il pallina all'angolo, riesce il Trissino da
il blocco il signor Canonico. Si deve partire dall'angolo basso dell'area, quindi è Agostini che passa a Antonio, no, Giovanni Tagliapietra, scusate, all'indietro per Stefano Dal Santo, non riesce in tempo utile a far risalire la pallina, quindi palla in attacco del Trissino. Esce adesso Tognetti, entra nuovamente il capitano Lazzari per il Trissino. 4 minuti e 05 al termine del primo tempo. Vediamo la reazione, come avevamo già pronosticato, la reazione del Trissino. Boscaro ancora per Ceretta, chiude Dal Santo, recupera la pallina, imposta l'azione Dal Santo per Battaglin per Agostini, non riesce a deviare, non gli consente la deviazione. Tiro adesso di Lazzari, ribattuto quasi a fondo pista dall'altra parte, da parte di Giuseppe Tagliapietra. Lazzari dà all'indietro ma non arriva la pallina, chiude Fortuna, ancora fallo da parte del Trissino. Vediamo che blocca l'azione il direttore di gara. Fallo per il Breganze, posizione centrale, 2 giocatori. Tocca per Battaglin va al tiro, passa, recupera palla, entra in area, passa a Giovanni Tagliapietra che vede la pallina lì e la inserisce nel montante sinistro. Vedete l'azione di Battaglin, vede il compagno piazzatissimo, proprio un rigore accorciato, possiamo dire. Gli tocca la pallina, Giovanni Tagliapietra inserisce in porta e andando a 4 le reti del Breganze, 4-1 sul Trissino. Primo tempo diciamo molto, conclusione adesso di Agostini, para Flaminio Rei, riprende Fortuna, contrastato da Battaglin che recupera la pallina. Imposta ancora per il Breganze, c'è Dal Santo. Battaglin adesso autore di un assist veramente pregevole anche per la velocità di esecuzione. Ha messo una pallina proprio sul piatto mensa per Giovanni Tagliapietra e infatti ha tirato a rete a colpo sicuro. Trascorsi i secondi, palla al Breganze, doppio fallo, ha spostato pallina il capitano del Trissino. Canonico ha visto l'azione non corretta, adesso Agostini, doppia conclusione, il primo rasoterra, il secondo di un pochissimo, qualche centimetro sopra la traversa, e chiude però Dal Santo, inferocito, va a recuperare ogni pallina, sa che non deve dare spazio ai giovani giocatori del Trissino. Adesso è Lazzari che tocca per Fortuna, chiude però Tagliapietra. Come vedete basta dare un attimo di spazio, i giocatori del Trissino vanno a portarsi davanti al portiere, riescono ad andare al tiro per pochissimo. Adesso attenzione, giallo a Boscaro per proteste. Intanto c'è un time out chiamato da mister del Trissino Boscaro. Mi sembra che sia passato da scusate, adesso stiamo rivedendo il replay dell'ultimo gol, però nel frattempo qui
Ecco, vedete, Agostini va al tiro, questo è il primo rete, la prima rete. Poi pareggio di Tognetti, che non abbiamo, dovremmo rivederlo. Poi altra rete, Antonio Tagliapietra alza e tiro proprio rasoterra. Posito la terza rete, veramente quell'attimo che è rimasto fermo Flaminio Rei. Poi l'azione pregevole di Battaglin che dà a Giovanni Tagliapietra la pallina per la quarta rete. Stavamo dicendo che nel frattempo, oltre a aver dato il nono fallo al Trissino, come si può vedere c'è sul banco del tavolo giuria, c'è il giallo, il rosso, scusate, acceso, quindi siamo a 9 falli. Ha combinato un giallo prima a Boscaro e poi l'ha tramutato in blu, evidentemente per proteste. Quindi il Trissino giocherà i restanti minuto e 22 in 3, inferiorità numerica dovuta al blu dato al numero 11 del Trissino. Partenza adesso del gioco, muove Battaglin per Agostini. Agostini che si libera per Battaglin che alza ed è rete? No, pallina rimane sulla linea. Il signor Canonico era ben piazzato per valutare la prima occasione di questa superiorità, non è andata a buon fine. Dal Santo per Tagliapietra, palla alta, deviazione, quindi attacco ancora al Breganze. Battaglin per Tagliapietra, Agostini, Dal Santo, il quartetto di attacco si muove del Breganze, trova le asta traversa micidiale di Giovanni Tagliapietra che tira una staffilata che colpisce proprio la traversa piena. Stoppa ancora il signor Canonico, il conteggio dei secondi per il Trissino era fermo a 38, quindi regolarizza la posizione. Trissino in inferiorità numerica, ribadiamo il concetto, ancora 37 secondi, Dal Santo per Agostini, vediamo Agostini, va al tiro, pari a Flaminio Rei, riprende palla Fortuna, viene in avanti, cerca di recuperare qualche secondo, ancora mantiene il possesso. Bravo il numero 2 del Trissino che è attaccato da due giocatori per fermarlo commettono fallo. Dal Santo mima il gesto del giocatore, sappiamo che adesso quando si alza la stecca viene dato il fallo, però evidentemente succede prima il fallo del Breganze e quindi palla al Trissino. Ancora Fortuna che sta mettendo proprio agli ultimi secondi il Breganze e Lazzari recupera palla, Lazzari dà a conclusione, passaggio di Agostini a Dal Santo proprio all'ultimo secondo, fa una deviazione, va sul montante, esce e quindi si conclude qui il primo tempo esaltante da parte della squadra di casa che si porta in vantaggio per 4-1 grazie alle reti di Agostini, Tagliapietra, Posito e di nuovo Tagliapietra Giovanni. A risentirci fra circa 10 minuti, a voi tutti.
Buonasera, riprendiamo il commento per chi si fosse messo ai teleschermi solo in questo momento. Risultato fra Veneta Lab Hockey Breganze 4 e Hockey Trissino 1. Al termine del primo tempo, con le reti di Agostini, Antonio Tagliapietra, Facundo Posito e Giovanni Tagliapietra, il Breganze si è portato a 4 reti, invece il Trissino solo una rete di Tognetti Francesco. E quindi sicuramente un primo tempo, come abbiamo visto, ad appannaggio della squadra di casa, i rossoneri del Hockey Breganze, che adesso vedete posizionati alla destra dei vostri teleschermi. E si stanno preparando per iniziare la ripresa. Vediamo il Breganze con Giuseppe Tagliapietra, Costenaro, poi abbiamo Agostini, Facundo Posito e Stefano Dal Santo. Questa è la formazione del Breganze, padrona di casa, che è già piazzata. Qui del Trissino abbiamo senz'altro Flaminio Rei in porta, poi con il numero 6 abbiamo Edoardo Lanaro, con il numero 9 Lazzari. Manca ancora un giocatore, se non sbaglio è il numero 7 è Simone Ceretta, e sta entrando con il numero 5, se non vado errato. No, ma attenzione, sono esattamente in 3 perché hanno ancora una quarantina di secondi da scontare. Comunque Simone Ceretta, il giocatore in avanti, hanno ancora una quarantina di secondi da scontare di inferiorità numerica, quindi riparte il Breganze con il vantaggio di un atleta in campo. Costenaro che si muove, gira il quartetto di attacco, passaggio per Posito da Dal Santo, tiro di Dal Santo, para Flaminio Rei. Ancora il Breganze che può sfruttare il vantaggio di una persona in più in campo, un atleta in più, esattamente a seguito del blu combinato a Boscaro ancora nel primo tempo. Tiro di Dal Santo, para Flaminio Rei, ancora riparte però il Trissino, adesso in 4 è entrato col numero 5, vediamo qua, Tognetti Francesco, qui sotto scambia con Lanaro. Il Trissino è riuscito a sventare, attenzione che l'arbitro sta combinando il fallo al Breganze, fallo del Breganze che va a 6. Lazzari adesso che scarica per Tognetti Francesco, non riesce a agguantare palla, c'è però Edoardo Lanaro dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Tiro di Tognetti, ancora ribattuto in porta da Lanaro, non però impensierisce Tagliapietra. Adesso è Costenaro che viene in avanti, si fa spazio con il corpo. Simone Ceretta non ce la fa a bloccare il movimento dell'atleta rossonero. Dal Santo scende sulla destra, Dal Santo ancora tenta di di servire Posito, ribaltamento di fronte, tiro di Ceretta, pallina fuori di pochissimo ma fuori. Attenzione, il 14 del Breganze che si cerca di liberarsi dalla pesante copertura di Tognetti, che però riesce a sventare l'azione, recupera Ceretta, imposta ancora Ceretta per il Trissino.
viene in avanti Ceretta dietro porta del Breganze, velocissimo il giocatore, affida la pallina a Tognetti. Francesco gliela ritorna, non trova lo spazio utile per affondare, per far partire il tiro il Trissino. Allora ci pensa Lazzari, passaggio al centro per Lanaro, recupera però Pietro Agostini. Agostini in avanti per Posito che non agguanta la sfera, dà a Tognetti. Francesco chiuso però non trova lo spazio per far partire la staffilata, neanche Lazzari in girata, adesso sì, para Tagliapietra, ribattuta che serve Posito, non riesce nel movimento l'attaccante rossonero. Riparte il Trissino, Ceretta Lazzari, ancora Ceretta. Vedete dalla panchina il mister Boscaro che cerca di incitare i suoi. Sicuramente un possesso di palla molto più esteso da parte del Trissino, lascia un pochino più giocare il Breganze, evidentemente pensa solo a chiudere quando vengono in avanti in attacco. Si affida adesso all'attacco di Costenaro. Costenaro per Agostini, Agostini voleva servire Posito, tiro di Tognetti di poco sopra la traversa. Allora imposta ancora il Trissino e Ceretta, Ceretta che viene in avanti, dà a Lanaro, Lanaro per Lazzari, Lazzari si libera, tira ma Dal Santo devia e quindi non e recupera la palla, dà a Cristian Costenaro che si libera di Tognetti, ancora Costenaro entra in area però cade per l'intervento del difensore trissinese. Ancora Lanaro, tocca per Lazzari, Lazzari deviazione, Tagliapietra era molto vicino quindi riesce a sventare l'occasione costruita dal Trissino che insiste in attacco. Adesso è Francesco Tognetti, dà a Simone Ceretta, come abbiamo già detto, tiro, tocca la traversa di Tagliapietra, veramente una bordata perentoria da parte del numero 7 del Trissino che però non di pochissimo non va a rete. Doppia giravolta da parte di Posito, serve Agostini, Agostini va al tiro da lontano, non forza il Breganze, più intenzionato a coprirsi, chiudersi in difesa sulle incursioni del Trissino. Ceretta senz'altro il più attivo in questi primi minuti della ripresa. Vedete che resiste alla pressione di Dal Santo, cerca di liberarsi, non riesce, alla fine perde pallina, la recupera il Breganze. C'è il numero 5 Pietro Agostini che viene in avanti, passaggio a Posito, tiro alto per poco, non prendeva in contropiede il portiere del Trissino. Tentava Francesco Tognetti di servire Lazzari, Giuseppe Tagliapietra gli chiude il passaggio. Subito in attacco il Breganze. È passaggio di Posito per Agostini che non agguanta la pallina, si libera il giocatore, ancora fraseggio di due, chiude però Francesco Tognetti, da Lazzari, Lazzari centropista, non se la sente di tirare, attende un attimo, adesso c'è un cambio, entra Giovanni Lanaro col numero 12. Lazzari riesce a mantenere la pallina anche se rimbalza, alla fine è Dal Santo che sventa
l'incursione del il numero 9 del Trissino, che è già di nuovo in attacco. Edoardo Lanaro per Giovanni. Recupera palla Giovanni Lanaro, viene in avanti, passaggio per Lazzari, ci mette la stecca dal Santo, ripartenza del Breganze che tira Agostini, tiro molto rasente il suolo, riusciva a fermarlo un attimo, però poi la palla con da quanto girava non è riuscito a bloccarla, vedete, gli passa fra il gambo, fra la mano ed il corpo. Rete di Agostini, prima rete della ripresa quando sono trascorsi 7 minuti di gioco. Agostini segna e amplia il risultato del Breganze. Adesso è 5-1 il vantaggio, e quindi recupero di Costenaro per Giovanni Tagliapietra, tocco mirabile, ma supera la traversa di Flaminio Rei. Lo vedete un attimo sconfortato in porta. 5 reti del Breganze fanno capire che la partita è difficile da recuperare. Altra bomba di Agostini, fuori di poco. Riparte il Trissino, mai domo il Trissino, dobbiamo dirlo, non si danno per vinti i giocatori. Adesso ripartenza del Breganze, chiude Giovanni Lanaro, palla in attacco al Breganze. È Dal Santo che viene in avanti, non riesce a fare filtrare il passaggio. Allora ci pensa Giovanni Lanaro, però commette fallo. C'è un certo vociare dalla zona pubblico. È il 10° fallo, ecco, è il 10° fallo del Trissino. Quindi punizione, si incarica Giovanni Tagliapietra. Dell'esecuzione, vediamo se andrà al tiro secco oppure se muoverà la pallina. Muove, fischio dell'arbitro, muove la pallina Giovanni Tagliapietra, si porta tu per tu con Flaminio Rei, lo spiazza, si butta la pallina sulla destra e infila per la 6ª volta la rete del Trissino. 6-1 per la squadra di casa, una lezione molto dura per il Trissino, che come avevamo detto all'inizio di gara con 6 punti era terzo in classifica. Ancora palleggio fra Tommaso Battaglin e Cristian Costenaro. Adesso è Tognetti che va al tiro. Tognetti Andrea va a conclusione, questa volta un attimino in ritardo il tuffo di Tagliapietra, vedete, prende palla al centropista, va al tiro, gli passa proprio sul triangolo scoperto fra il corpo e il gomito appoggiato al suolo. Quindi rete di Tognetti Andrea,
che chiude un attimino il gap portandosi a 2. Seconda rete del Trissino. Altra conclusione di Andrea para Tagliapietra. Adesso è Francesco che muove pallina, non riesce al momento del tiro ad tenersela addosso alla stecca. Vediamo, insiste l'azione e Fortuna. Cambio fra i numeri del Trissino. Altra conclusione di Andrea Tognetti e questa volta Tagliapietra si fa trovare pronto. Tiro di Francesco Tognetti. Tagliapietra rimane un attimo interdetto, poi lancia Cristian Costanaro che va al tiro, para Flaminio Rei, ribaltamento di fronte, ancora il numero 12 Giovanni Lanaro del Trissino, serve Fortuna. Numero 2 del Trissino, ancora Giovanni Lanaro, dietro porta di Tagliapietra, si gira, va a conclusione, nulla di fatto, non inquadra la porta, quindi palla ancora al Trissino e Andrea Tognetti, altro tiro quasi fotocopia di quello di prima, questa volta però Tagliapietra si fa trovare prontissimo, ben piazzato, nulla da dire, ribatte con la stecca. Esce intanto Costenaro, entra Tommaso Volpe fra le fila del Breganze. Dal Santo ritorna su Volpe, Volpe scende sulla destra, si libera di un paio di giocatori, deve però tirare all'indietro. Allora ci pensa Dal Santo con Giovanni Tagliapietra, Battaglin a muovere al centropista. Ancora pochi secondi, però palla in attacco al Breganze. Time out è chiamato da Dennis Boscaro. Risultato, come vedete, riusciamo a rivedere i gol. Questo di Antonio Tagliapietra, siamo ancora nel primo tempo, è la seconda rete. Poi passaggio di Battaglin, tiro perentorio di Ipposito, terza rete. Battaglin che entra in area, dà a Giovanni Tagliapietra ed è il quarto gol, 4-1, si chiude il primo tempo. Adesso stafilata di Agostini per la quinta rete, la prima del secondo tempo, poi a punizione di prima. Muove molto bene palla Giuseppe Giovanni Tagliapietra ed è rete. Altra conclusione quella di Tognetti Andrea che va sul seconda rete del Trissino. 6-2 infatti il risultato, come vedete, 13-21 alla fine della partita. C'è ancora parecchio tempo per le speranze del Trissino, anche se il risultato è abbastanza chiaro, ma nulla si può dire. L'hockey, sappiamo, è uno sport come alcuni altri molto di emotività. Sta di fatto che la squadra di casa, il Breganze, sembra avere in mano veramente la partita in mano, quindi staremo a vedere se riuscirà il Trissino a metterla un po' in difficoltà. In questa ultima parte di gara, Battaglin per Giovanni Tagliapietra, ancora Battaglin dentro la porta, non si muove il Trissino, aspetta tranquillo, riparte però adesso Tognetti. Francesco perde la pallina, Dal Santo la recupera, scarica su Giovanni Tagliapietra, Giovanni ancora, gli ritorna palla, può tranquillamente manovrare il Breganze senza anche affondare, rimanere sulla metà pista. Vedete, movimento a 3. Adesso l'affondo non riesce, ma mantiene il possesso. È Tommaso Volpe che
gli commettono fallo, è Fortuna che commette fallo, quindi ancora in attacco il Breganze con Battaglin però gli ruba palla Tognetti. Francesco si libera, va al tiro, riesce Giuseppe Tagliapietra a parare e poi Dal Santo chiude con una smanacciata con la stecca, chiude sul tentativo di conclusione. Quindi ancora in azione il Breganze, recupera Andrea Tognetti, riparte per il Trissino, si porta in zona area del Breganze, ancora nonostante gli attacchi di un certo Stefano Dal Santo riesce a mantenere la pallina. Fortuna adesso che gira dietro la porta, deve appoggiare all'indietro per Giovanni Lanaro che gira anche lui dietro porta, posizione che evidentemente il mister del Trissino ha dato come quella da ricercare. Adesso però la palla è raccolta dal Breganze con Tommaso Volpe che la perde per l'intervento di Francesco Tognetti. Tognetti da solo riesce con una azione perentoria a segnare. Bella l'esecuzione del giocatore del Trissino, ha recuperato palla quasi a centropista, si è portato in area, girata sulla sinistra e poi schiaccia a rete, rasoterra, niente da fare per Giuseppe Tagliapietra. Terza rete per il Trissino. Vincente la partita, niente da dire. Come abbiamo detto, i giocatori del Trissino non ci stanno a questo risultato, quindi si stanno dando da fare, stanno imponendo un certo ritmo con un notevole possesso migliorato di molto nel secondo tempo, quindi stanno accreditandosi proprio con le reti, quindi niente da dire sul risultato e sulla tenacia che mettono in pista i giocatori del Trissino. Muove palla Posito dal centro, dal dischetto di centro, poi c'è Antonio Tagliapietra qui sotto di noi, Tommaso Volpe e Stefano Dal Santo, questi giocatori, il quartetto esterno del Breganze. Per il Trissino abbiamo Fortuna, Tognetti Andrea, Giovanni Lanaro e con il numero 7, se non vado errato, c'è Simone Ceretta. Adesso ha alzato la velocità il Breganze, capito che deve tenere pallina ma deve anche portarsi in attacco, ha messo dentro qualche carico pesante tipo il numero 14 Facundo Posito, che di possesso palla ne conosce ma anche di azioni d'attacco. Vediamo Volpe per Posito, non affonda il Breganze. Tiro adesso da distantissimo di Dal Santo, recupera palla Antonio Tagliapietra, tiro di Giovanni Lanaro fuori di poco, pallina che rimane ferma lì, tira Fortuna, para Tagliapietra, azione confusa, Simone Ceretta tentava di servire Fortuna, chiude Antonio Tagliapietra già in attacco, però gli sfugge la pallina in avanti, il ribaltamento di fronte, ancora il Trissino in attacco. Senz'altro bellissimo questo secondo tempo, doppia conclusione di Simone Ceretta, chiude entrambe le volte Giuseppe Tagliapietra, portiere del Breganze, veramente eccezionale in questo frangente.
Siamo all'ultimo quarto di gara, già cominciato da un pezzo, 9 minuti, come vedete al 9 minuti e 28 al termine dell'incontro si è accesa di molto la partita. Ancora il Breganze con Tommaso Volpe, ribattuta la pallina da Simone Ceretta. Muove il Breganze, Posito che serve Antonio Tagliapietra, si gira al centro ma ritorna sempre sulla metà pista il Breganze, un gioco molto per mantenere il risultato senz'altro. Adesso pallina che arriva a Tognetti Andrea, serve Fortuna, chiude però Giuseppe Tagliapietra, recupera ancora il Trissino, però c'è Dal Santo di mezzo, ancora Fortuna non riesce a tirare, chiuso dal posizionamento del portiere del Breganze. Fortuna per Giovanni Lanaro, girata, tira, conclusione molto forte, intuita da Giuseppe Tagliapietra che chiude lo specchio della porta. Allora Antonio Tagliapietra da solo stava andando a tiro, però chiude, ecco qui Giovanni Lanaro, conclusione, ribattuto, pallina a Lazzari, no scusate, a Andrea Tognetti. Andrea Tognetti non è riuscito a superare Tagliapietra. Fortuna adesso, Fortuna chiuso, gli muove un attimo la posizione del corpo Dal Santo, ancora insiste Andrea Tognetti, ruba palla a Posito, un 3 contro 2, Dal Santo, Posito, palla che rimbalza, non va dentro, non va dentro. Conclusione parata in due tempi da parte di Flaminio Rei. Recupera palla il Breganze, ancora smista Dal Santo per Volpe. Posito per Dal Santo entra in collisione con Ceretta che ha la meglio. Tognetti Andrea troppo in velocità, anche Volpe, recupera il Trissino. Palla alta, deviazione alta del Breganze, quindi in attacco per il Trissino. Tognetti Andrea, è entrato anche Boscaro che non colpisce bene la sfera. Insiste il Trissino con Ceretta per Fortuna non va al tiro a Boscaro, ancora Ceretta sulla fascia destra, si chiude però la difesa del Breganze, tiro di Ceretta, palo, questa volta era riuscito a superare il giocatore. Adesso Volpe per Antonio Tagliapietra che alza la pallina, non riesce però a impensierire Flaminio Rei che con qualche non poca difficoltà riesce a parare, a sventare la conclusione. Allora Dal Santo da solo commette fallo per forza di cose, Fortuna per fermare il numero 53 del Breganze, ma time out chiamato in precedenza da Mister Tiella.
time out, entra Cristian Costenaro, anche Agostini nuovamente, Dal Santo e Posito, mentre il Trissino a Ceretta, Andrea Tognetti, poi c'è Boscaro e Tognetti Francesco, anche se non vado errato. In porta sempre Flaminio Rei. Muove palla Agostini, tiro di Dal Santo, sfiora di pochissimo il montante destro, c'era comunque posizionato Flaminio Rei. Adesso è Francesco Tognetti, arriva la palla a Andrea, ancora tocco per Simone Ceretta, perde palla sul piazzamento del centrale di Breganze. Agostini allora finge di affondare, dà all'indietro, smista su Dal Santo, Posito ritorna pallina, riesce Tagliapietra a ribadire in avanti, quindi in tempo utile. Tocca forse la pallina il direttore di gara. Adesso decreta la palla per il Breganze. Tocco due volte il passaggio Agostini per Posito, evidentemente troppo a lato, non riesce a tirare. Dal Santo tentava di servire Posito, recupera palla Simone Ceretta chiuso da Costenaro, imperturbabile, gli ruba la sfera, blocca l'azione da Dal Santo, Posito torna per Dal Santo che tocca per Agostini, para Flaminio Rei, incredibile, riesce a distendersi, riesce a bloccare l'azione, riparte il Trissino inferocito in questi ultimi minuti di gioco. Azione di Boscaro che gli frana al suolo, sulla pista, chiuso dal difensore, batte di schiena probabilmente. Un aggancio forse coi pattini, ma tutto involontario. Esce però il numero 11 del Trissino, entra con il numero 9 Lazzari, Tognetti, Ceretta, affida Mister Boscaro a loro questi scampoli finali, 4 minuti, non poco. Recupera Andrea Tognetti per Ceretta in avanti, tira, bella l'esecuzione, tiro alto sopra la traversa, ripartenza per il Breganze affidata a Posito che tocca per Dal Santo, scarica su per Agostini, in qualche modo riesce il Trissino con Francesco Tognetti, serve Lazzari, ancora Tognetti, l'ultimo tocco non va a buon fine, ritorna Lazzari in avanti, recupera adesso il Breganze, ripartenza del Breganze con Cristian Costenaro che alza palla, chiude Flaminio Rei, passaggio per Dal Santo che non riesce a tirare, tiro di Lazzari, la pallina salta, rimbalza sulla linea, riesce in qualche modo a contenerla Giuseppe Tagliapietra. Effettivamente noi da qui non abbiamo visto se aveva varcato la linea, il direttore di gara era più o meno all'altezza nostra, quindi non vedendo la rete non ha potuto assegnare il gol, quindi non possiamo dire, l'esecuzione è sempre pregevole, doppia conclusione di Tognetti, cade adesso il giocatore, la pallina nel capovolgimento di fronte, arriva Pietro Agostini che commette fallo, ripartenza del Trissino
blocca però Canonico, riparte allora il Trissino con Ceretta, chiuso da Agostini. Dal Santo con esperienza trattiene la pallina, rallenta il gioco, ma è già ancora il Trissino in avanti con Lazzari. Conclusione deviata dalla solita stecca di Dal Santo, che aiuta non poco il portiere Tagliapietra. Recupera Lazzari, da Ceretta per Tognetti, a portiere battuto, fischio di Canonico, pallina contesa a 2, occasionissima. Ceretta aveva dato un passaggio mirabile verso Francesco Tognetti, che non è riuscito proprio all'ultimo tocco finale. Agostini per Posito, conclusione alta, riparte Andrea Tognetti, interviene Dal Santo, blocca il gioco. Qui si vede in pista l'esperienza del giocatore che non va ad affondare, mancano 2 minuti, poco più, quindi non affonda, cerca di mantenere la pallina, cosa che non fanno i suoi compagni. E adesso Francesco Tognetti è andato al tiro, chiude Giuseppe Tagliapietra, riparte Cristian Costenaro in avanti, ancora Cristian Costenaro, azione solitaria da Agostini, tiro di Agostini, tocca il pattino di Lazzari, si alza la pallina, ancora con attacco Andrea Tognetti. È un'azione che si susseguono una sull'altra, belle le esecuzioni. Adesso Agostini, tiro, sfiora il montante sinistro di un non nulla, lo lambisce quasi. Allora Costenaro già in possesso palla, siamo 1 minuto e 30 al termine della partita. Francesco Tognetti, contro Dal Santo, tiro, parata di Giuseppe Tagliapietra. Stanno animando in una maniera favolosa i giocatori, non si risparmiano. Questo è un'ottima visione da parte di voi gentili telespettatori che state assistendo alla gara. Nessuno in campo si sta risparmiando, bellissimo spot pubblicitario per questo sport. Ancora Andrea Tognetti, para Tagliapietra, ripartenza del Breganze, Posito per Agostini, para Flaminio Rei, riparte il Trissino con Ceretta, si ferma un attimo, supera però cade al suolo, chiedeva qualcosa a Canonico non fischia. Dal Santo per Agostini, tocco troppo in avanti, siamo ultimi 38 secondi, ancora il Trissino, forse l'ultima azione, vediamo, Ceretta per Francesco Tognetti che va a rete. Francesco Tognetti, ultimi 32 secondi, ancora a rete. Dobbiamo dire che effettivamente merita il Trissino per la passione ci ha messo, la tenacia, la caparbietà e il ritmo di gioco che ha imposto soprattutto nel secondo tempo, e quindi quarta rete per il Trissino. Ancora recupera palla, attenzione, Francesco Tognetti, chiuso da Pietro Agostini, non interviene Canonico, trattiene la pallina Costenaro per Agostini va al tiro, para Flaminio Rei, 15 secondi, ancora Andrea Tognetti, tocco per il fratello, devia Giuseppe Tagliapietra, recupera palla il Breganze, Posito, siamo ai secondi finali, desistono i giocatori, solo a 2 secondi dalla fine si arrende il Trissino, però una partita meravigliosa, giocata proprio con la passione che è tipica di questo sport. Esce sconfitto da Breganze il Trissino, ma a testa veramente alta, hanno dato tutto quello che avevano e hanno messo anche in difficoltà i fortissimi giocatori del Venet Lab Hockey Breganze, che chiude in vetta. Adesso staremo a vedere i risultati
delle altre partite. Comunque va a 10 nella classifica finale, 10 il Breganze, probabilmente sì, anzi senza probabilmente si mantiene in testa. Staremo a vedere il risultato del Correggio. Io non posso far altro che augurarvi una buona serata, un buon inizio di settimana, a risentirci sicuramente da gennaio qui dal Pala Ferrarin di Breganze. A voi tutti un saluto, un caro saluto da Breganze.